Lo strazio di Roncade per l'ultimo saluto a Carlo Panizzo, il bimbo di 6 anni morto a Cavallino Treporti. Ci rendevi tutti persone migliori, ha detto il papà in una lettera. Carletto sapeva amare come ama Dio. Nel giorno del lutto cittadino la folla commossa per l'addio, dai cittadini alle maestre di Carlo, dai boy scout ai soccorritori, fino ai sindaci delle comunità sconvolte dal dramma. Venerdì a Trebaseleghi, funerali del quindicenne, studente a Castelfranco, travolto e ucciso a Loreggia, lo strazio della mamma. Amava la bici, sono sicura che in quel momento fosse felice. Telecamere incastrano un uomo che aveva appena appiccato le fiamme a un cassonetto nel garage di un condominio a Sant'Avona, ma l'accusato nega sullo sfondo clima tesissimo tra vicini. Maltempo a ondate nella Marca, dopo una mattinata di temporali, una pausa nel pomeriggio, ma l'allerta è arancione per le prossime ore, i comuni si attrezzano. Zanzare virus, primo caso di chikungunya nella Marca in un paziente tornato dall'estero, virus West Nile, 9 positivi in 2 mesi, ci sono anche 2 sindromi di dengue. Tenta di togliersi la vita chiuso in auto con i gas di scarico e un tubo di gomma, 55enne salvato a Cavaso del Tomba da 2 cacciatori. Un mese di campagna elettorale per il candidato governatore del centro-sinistra che rilancia il tema autonomia, non lo slogan vuoto, dice quella vera e concreta. Intanto il centrodestra resta bollente. 130.000 euro per rinnovare i giochi per i bimbi e mettere in sicurezza i parchi, l'intervento a Spresiano. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, e non potrebbe essere altrimenti, lo strazio di Roncade nel giorno dell'addio a Carlo Panizzo, per tutti Carletto, il bimbo di 6 anni morto il lunedì della scorsa settimana a Cavallino Treporti. Era amore incondizionato, ha detto il papà in una lettera aperta. Carletto sapeva amare come ama Dio, un bimbo speciale, lo descrivono le maestre. C'è poi il dolore incommensurabile della mamma Dana. Sono papà Fabio e mamma Dana a portare il loro Carletto fino al carro funebre, sorretti da centinaia di persone, dentro e fuori la chiesa di Roncade, familiari, amici, conoscenti, intere comunità che si sono strette nell'ultimo saluto al piccolo, trovato morto annegato nel mare di Cavallino Treporti dopo un'angosciante mobilitazione. Aveva compiuto da pochi giorni 6 anni. Per salvarlo si era formata una vera e propria catena umana, fatta di gente comune, un abbraccio che è continuato anche nel giorno dell'addio. Presenti ai funerali tra i tanti gli uomini della Capitaneria di Porto, le polizie locali, l'associazione Carabinieri, i boy scout, i sindaci di Roncade e Cavallino, il vice sindaco di Vedelago. A tutti loro è andata la gratitudine dei genitori, con papà Fabio che ha scritto e letto una lettera intrisa di amore, proprio quell'amore che Carlo donava in maniera illimitata. Perché Carletto sapeva amare come ama Dio. Chi ha avuto la benedizione di aver vissuto con Carletto ha già capito il corso finalmente. Parlo dell'amore vero, non lo so, cioè, quello incondizionato. Una marea di affetto, un'immagine che lo stesso Fabio usava spesso descrivendo il suo piccolo Carlo. Carletto è come la marea. Il suo amore sale piano piano, perché Carletto è timido e scrittoso. Ma poi sale sempre in più, fino a riempirti completamente. Tanto che non riesci più a farne a me, a tal punto che, ed è qui che scatta la magia, inizia a imitarlo. Ci rendevi tutti delle persone migliori. Quella marea, ha continuato il papà, che poi ti ha restituito dopo che la corrente ti aveva trascinato via. Parole che toccano il cuore, come la richiesta di mandare un bacino al cielo. Carletto voleva vedere tutti felici. Sono stata cieca e sorda, il messaggio della mamma. Per questo oggi vi dico: usate gli occhi per vedere davvero, non limitatevi a guardare, usate le orecchie per capire e non solo ascoltare. Sul ruolo dell'educazione, che comporta sempre responsabilità e rischi, si è soffermato Don Marcello. Di certo era un bimbo speciale Carlo Panizzo, non solo per mamma e papà, così le sue maestre. Era un bambino solare, era un bambino che stava vicino
a tutti i bambini, li aiutava, non c'era bisogno di dirgli cosa doveva fare, sapeva lui che cosa doveva fare e faceva sempre la cosa giusta. Aiutava gli altri, veramente un angelo, ha fatto un miracolo in noi e questo miracolo dovrà continuare anche quando faremo l'ingresso in classe. E questo dolore che portiamo dentro lo dobbiamo trasformare in gioia perché lui amava la gioia. Carletto non sarà dimenticato l'impegno del sindaco di Roncade, Marco Donadel, nel giorno del lutto cittadino. Un dolore, un lutto che però hanno coinvolto anche altre comunità come quella di Cavallino Treporti, ma anche di Vedelago e la comunità intera evangelica di Santabona Treviso. Carlo non sarà dimenticato da tutta la comunità, da tutti i cittadini che, come ripeto, si sono stretti in un grande abbraccio in questi giorni e soprattutto in questa mattinata. È un impegno umano prima che politico, amministrativo, quello del sindaco di Roncade, Marco Donadel, comunità che da giorni sta facendo i conti con la perdita di Carlo Panizzo, per tutti Carletto, con il comune che sta supportando anche un percorso di rielaborazione del lutto. È un'attività che ha messo in piedi da subito la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo a supporto degli insegnanti, dei genitori, dei compagni di Carlo, quindi è un'iniziativa lodevole che troverà anche il nostro supporto in futuro con altre iniziative. Un dolore che unisce Roncade, dove è stato proclamato il lutto cittadino, a Cavallino Treporti, teatro del dramma, ma anche di una solidarietà straordinaria. È una tragedia che ci ha scosso e quindi il nostro dolore l'abbiamo manifestato venendo qui oggi e anche confidando che la fede possa dare serenità a questa famiglia. Che il grazie del papà sia condivisibile e noi ringraziamo la famiglia per il grande messaggio che ci ha comunicato oggi di speranza. A salutare Carletto, poi la comunità evangelica di Santabona con il suo coro che ha intonato i canti che tanto piacevano al piccolo. Tutti avevamo proprio questo amore per lui perché era sempre in braccio di suo papà, aveva proprio 2 o 3 anni quando suo papà ha cominciato a frequentare la chiesa e perciò era proprio una perdita per tutti noi. L'impegno per tutti è quello di non lasciare sola la famiglia. Ai funerali anche l'amministrazione di Vedelago, paese in cui Fabio Panizzo ha un'attività. Pure qui Carletto già si era fatto voler bene. Oggi credo che non sia solo Vedelago e Roncade, ma credo tutta l'Italia si stringa attorno al piccolo Carlo, che oggi è il fratellino, il nipotino, l'amichetto di tutti. Quindi in forza da mamma e papà, giorni duri, cercheremo di stare vicino. Ed è ricoverata in rianimazione dove si trova da lunedì quando è stata colpita da una malore in spiaggia ad Una Verde in comune di Caorle. Le speranze per la 14enne residente in Lombardia sono sempre più flebili. La giovane da qualche giorno non stava bene, lunedì pomeriggio la situazione è peggiorata tanto da allertare i soccorsi. Arrivati in ospedale a San Donà di Piave le sue condizioni sono risultate fin da subito gravissime, da qui la decisione dei medici di elitrasportarla all'ospedale Cafoncello di Treviso. La ragazzina si trovava ad Una Verde in vacanza con i genitori. E c'è lo strazio, il dolore di altri 2 genitori di Martin Pattaro, il 15enne di Trebasele, che è studente a Castelfranco Veneto, investito e ucciso da un'auto nella giornata di ieri a Loreggia. Il papà, straziato dal dolore, ha avuto parole di compassione per l'investitore. La mamma Fabrizia ricorda ai nostri microfoni la passione di suo figlio proprio per la bici. Aveva 15 anni e aveva tanta voglia di vivere e di divertirsi, era sempre in movimento, amava andare in bicicletta che l'ha portato via ed era felice in quel momento, sono sicura. Martin stava correndo spensierato in sella alla sua mountain bike arancione lungo il percorso verde della Treviso-Stiglia, un tragitto che conosceva bene, ricorda mamma Fabrizia trattenendo le lacrime.
All'improvviso lo schianto. Stava attraversando sulle strisce pedonali a Loreggia, in via Malfattini, all'entrata 26 dell'Ostiglia, Martin, quando è stato preso in pieno da un'auto che l'ha sbalzato nel fossato, qui dove ora ci sono dei lumini e dei fiori bianchi posati da alcuni suoi compagni e amici. Era uscito di casa intorno alle 16:30. Martin era solito andare a farsi una pedalata nei pomeriggi d'estate. Era un ragazzo pieno di vita che aveva ancora tantissime cose da fare e da dare e lascia solo un vuoto immenso. Altro non mi posso dire. Siamo devastati dal dolore. Un botto fortissimo, non l'ho proprio visto, avrebbe detto sotto shock il conducente dell'auto che ha investito Martin. Un impatto talmente violento che il quindicenne, sbalzato nel fossato, è morto sul colpo. Quando sono arrivati i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia anche i genitori. La mamma ha avuto un malore e il papà, Alessandro, con grande umanità, nonostante fosse straziato, ha avuto parole di compassione per il 31enne di Piombino Dese che era alla guida dell'auto che aveva travolto il suo Martin. Non sentirti in colpa, non potevi fare nulla per evitare l'impatto, io mi metto nei tuoi panni, coraggio, ha detto Alessandro Pattaro al 31enne disperato che ora è indagato per omicidio stradale. L'uomo è stato anche sottoposto ad accertamenti clinici per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell'incidente. La polizia locale del Campo San Piereso sta ricostruendo la dinamica dello schianto. Sia l'automobilista che Martin conoscevano bene quel tranquillo tratto di strada. Io a Martin ho sempre detto corri piano, ma lui era energico e in quel momento l'avrà fatta 20 miliardi di volte quella strada, per cui sapeva quali erano i punti. Una distrazione, non lo so, l'unica cosa che posso dire è di stare attenti. I funerali del quindicenne che appunto studiava a Castelfranco si terranno venerdì a Trebaseleghe. Si svolgeranno venerdì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale Natività della Beata Vergine Maria di Trebaseleghe i funerali di Martin Pattaro. L'intera comunità è in lutto per la morte del quindicenne travolto e ucciso mentre attraversava in bicicletta sulle strisce pedonali. Martin a settembre doveva iniziare il secondo anno dell'Istituto Rosselli di Castelfranco Veneto, indirizzo grafica pubblicitaria. Martin era un bravo ragazzo impegnato nelle attività del suo paese, come ricorda la sindaca Antonella Zoggia. Una famiglia che era presente nella vita sociale e comunitaria del paese, qui a Trebaseleghe. Anche Martin aveva partecipato alle attività estive per i ragazzi organizzate dal comune, l'attività Ci sto a fare fatica, ed era un ragazzo vitale, vivace, partecipe, socievole, davvero una fatalità che ci lascia tanto dolore. Credo che l'unica cosa che possiamo fare è essere vicini a questi genitori. Oltre alla bicicletta aveva tante passioni, una su tutte la break dance. Da 3 anni frequentava la scuola Two Steps e con loro avrebbe dovuto esibirsi nei prossimi giorni durante la tradizionale festa degli uccelli di Trebaseleghe, il comune dove viveva con i suoi genitori. Era sempre il primo a salutare con i suoi modi gentili, lo ricorda così anche Monica, la sua insegnante di break dance, molto legato ai genitori, in particolare alla sua mamma. Andiamo adesso a Santabona, quartiere di Treviso, dove le telecamere di un privato hanno incastrato un uomo che aveva appena appiccato le fiamme a un cassonetto nel garage di un condominio, atto che poteva avere conseguenze davvero devastanti. Sullo sfondo un rapporto, un clima tesissimo tra vicini di casa. Il diretto interessato che abbiamo intercettato nega ogni addebito. Sono state le immagini che vedete, girate da una telecamera privata, a incastrare l'uomo poi accusato di aver provocato l'incendio di un cassonetto posto nel seminterrato di questo caseggiato Ater in zona Santabona. Fiamme che non si sono propagate alla struttura solo per l'intervento di un condomino che ha allertato i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Sullo sfondo rapporti tesissimi tra vicini di casa, un clima che ha portato gli stessi agenti ad avviare approfondimenti nell'immediatezza. Le
Le prime verifiche hanno infatti accertato che il cassonetto era stato volutamente spostato all'interno del locale e posizionato sopra un contenitore per la raccolta della carta con il dichiarato intento di rendere la propagazione delle fiamme più rapida. Insomma, le conseguenze potevano essere devastanti. Non solo, gli agenti delle volanti hanno riscontrato che la videocamera di sorveglianza presente sul posto era stata asportata nel tentativo di evitare l'identificazione. Peccato che nel garage fosse presente un secondo occhio elettronico che ha fornito elementi utili a ricostruire i fatti e a individuare il presunto autore, denunciato così per incendio, lo stesso che intercettiamo nel seminterrato. Pur non volendo rilasciare dichiarazioni, ci dice che lui non c'entra nulla e che è tutto un malinteso. Chiaro che l'indagine farà il suo corso, resta la paura dei condomini. Per questo e altri fatti la richiesta è principalmente una. Mancano le telecamere e abbiamo chiesto tante volte all'ATER e amministratori e nessuno non ci guardano. Allora abbiamo trovato qua delle persone strane che non sono in questo condominio. Il cancelletto piccolo sempre è stato aperto e ancora è aperto perché la rete è troppo bassa. Abbiamo trovato qua le persone che dormivano qua sulla scala e non sappiamo che era ubriaco o che era drogato. Lei ha paura? Certo che ho paura. La pagina del maltempo, perché permane l'allerta regionale che in alcune aree diventa arancione fino alle 14 di domani. Saranno possibili fenomeni localmente intensi, forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche, specie tra prealpi e pianure. Inoltre saranno possibili, soprattutto su pianura costa, quantitativi localmente abbondanti per forti rovesci ripetuti e in lento spostamento. Nella seconda parte di domani i fenomeni dovrebbero risultare più irregolari, ma permarrà ancora il rischio di qualche locale temporale a rovescio intenso. Allerta arancione quindi nei bacini, tra gli altri Basso Adige, Basso Brenta, Bacchiglione, Basso Piave, Sile e bacino scolante in Laguna, Livenza, Lemene, Tagliamento. Allerta gialla nelle altre zone, sarà possibile l'innesco di frane colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari delle zone in allerta. Quindi una situazione di allarme con i comuni già mobilitati. Ci colleghiamo per questo con il nostro Lucio Zanato che si trova a Castelfranco. Come sapete Castelfranco è spesso in situazione di emergenza. L'anno scorso è stato un anno molto critico, l'annus horribilis per Castelfranco. Lucio Zanato con Stefano Marconi in diretta. Buonasera Lucio. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Sì, sono all'esterno della sala della protezione civile qui a Castelfranco. Ho portato fuori il sindaco perché in questo momento c'è l'ennesima riunione per quanto riguarda l'apertura del COC, perché il sindaco ha deciso di aprire per primo il COC nella Marca. Questa è una decisione dovuta una volta che c'è l'allerta arancione. Sì, noi di default quando c'è allerta arancione apriamo il COC, cerchiamo di garantire e faremo così anche questa notte un monitoraggio H24 grazie ai volontari che si sono messi a disposizione. Vi sarà un presidio quindi sempre aperto qui. Abbiamo aperto i punti di distribuzione sacchi e ricordo essere uno in quartiere Venale, uno in Bella Venezia e uno presso il Foro Boario e stiamo in attesa nella speranza che non serva a nulla. Laddove dovesse servire in collaborazione anche con il consorzio di bonifica, con i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri, cercheremo di garantire la sicurezza dei cittadini tutti. Ecco, questo va detto, è il primo COC aperto, gli altri tipo Silea, quindi la zona del Sile e poi ad esempio Mogliano per quanto riguarda la zona sempre del basso verso la laguna, ma anche ad esempio Asolo qui diciamo verso le colline, sono tutti pronti ad aprire il COC, però diciamo che il sindaco ha deciso, forse anche dopo l'esperienza di 2 domeniche fa, insomma voi siete come dire particolarmente scottati già dal 24 giugno dell'anno scorso. Dicono che quando si è scottati all'acqua calda si ha paura anche di quella fredda e con questo motto noi insomma l'abbiamo declinato all'operatività. Ribadisco ringraziare i volontari che si sono messi a disposizione, ricordo che non è così scontato, abbiamo 12 volontari oggi adesso in questo momento presente e un'altra trentina a disposizione laddove dovesse realizzarsi veramente o concretizzarsi un'emergenza. Voglio anche cogliere l'occasione per ricordare ai cittadini che i primi
volontari di protezione civile sono loro, e laddove dovessero ravvisare qualche pericolo oppure una sorta di incertezza, è meglio mettersi in sicurezza e farlo senza che questo serva, piuttosto che intervenire a posteriori. Ecco, appunto, abbiamo sentito altri sindaci, uno dei motivi per cui non hanno ancora aperto il COC è perché tanti volontari sono in ferie, invece voi avete recuperato tutti quanti. Io devo dire sempre grazie ai miei volontari di protezione civile, perché riesco sempre ad avere una risposta in qualsiasi periodo dell'anno e in qualsiasi orario, e sono volontari formati che insomma si mettono a disposizione, ricordo, gratuitamente per la salvaguardia del territorio e della comunità tutta. Ecco, nelle prossime ore quando è che è atteso il picco? Mi pare intorno alle 11, alle 23? Dalle 23 alle 24, diciamo che queste previsioni via via hanno spostato in avanti le precipitazioni, che dovrebbero essere copiose. L'incognita è sempre quella di capire se questi 40, 50, 60 mm d'acqua cadono in un lasso di tempo ristretto oppure un po' più allungato nel tempo, perché laddove dovessero precipitare in un periodo di tempo molto ristretto manderebbe in crisi il sistema. Quindi staremo in monitoraggio costante con strumenti da remoto, perché abbiamo attivato anche una telecamera che dà direttamente sulla venale, con il sito dell'ARPAV, e sempre qui, sperando di farlo, ribadisco, per niente. Appello ai cittadini? I primi volontari di protezione civile siete voi, e quindi cercate di non portate sulle auto dai garage, non usare spazi interrati in questo momento, perché insomma, se dovesse succedere un'emergenza questi sono i primi pericoli che si corre. E ricordo sempre anche comunque che la salvaguardia della propria incolumità e quella degli altri deve essere la priorità. Grazie Sindaco, però noi appunto abbiamo parlato della prevenzione, e una delle cose che sono già state preparate sono quelle del consorzio di bonifica Piave, che ha già deciso di scaricare il più possibile dell'acqua, pronto a utilizzare canali e bacini di laminazione per cercare di drenare più acqua possibile. Allora vediamo il servizio. Tra l'altro c'è anche una novità, perché si arriverà praticamente a bacini di laminazione in tutti i comuni, Castelfranco compreso, con un progetto molto importante. Vediamo il servizio, poi linea allo studio. Presto ogni comune della Marca potrebbe avere i propri bacini antibombe d'acqua. Almeno i 34 che appartengono ai quasi 65.000 ettari sui 19.000 km² gestiti dal Consorzio di Bonifica Piave. Come consorzio stiamo creando una rete con tutti i sindaci per condividere tutte le informazioni e avere una collaborazione stretta a livello di progettazione tecnica proprio e di informazione stesse, in modo tale da monitorare in maniera puntuale e progettare in maniera puntuale nelle varie zone risposte specifiche per risolvere dei momenti critici. Un po' sullo stile su cui sta procedendo Treviso, con il bacino di contenimento della Ghirada a ridosso del cimitero di San Lazzaro. Opere fondamentali, secondo il presidente Gerolimetto, per evitare le sempre più frequenti bombe d'acqua. Manufatti che prevedono una progettazione puntuale come per la Venale a Castelfranco. Abbiamo fatto anche uno studio molto approfondito, riuscendo a capire in maniera precisa quali sono le zone che andranno in crisi, quali sono le zone che saranno più soggette ad allagamenti, e sulla base di questo abbiamo redatto un progetto molto puntuale e preciso che prevede la realizzazione di altre 4 casse di espansione su territori, tra l'altro, messi a disposizione, che potrebbero essere messi a disposizione del comune, e perciò di rapida realizzazione. Progetti che con il cambiamento climatico inevitabilmente coinvolgeranno gli oltre 2.350 km di rete irrigua del Consorzio Piave, distribuiti in gran parte nella Marca ma anche nel Veneziano. Consorzio che in queste ore si prepara a gestire un'eventuale emergenza idrica. Siamo già pronti a tutto, il nostro personale è già stato messo in allerta, abbiamo già adottato tutte le misure e i provvedimenti di emergenza, prevedendo che nella notte che ci aspetta arrivi un momento un po' delicato per quel che riguarda la precipitazione. Perciò i corsi d'acqua sono stati abbassati, e la derivazione è stata dimezzata sostanzialmente, e perciò siamo pronti a ricevere eventuali precipitazioni esagerate.
I temi della salute, primo caso di chikungunya nella Marca, ma di importazione da paesi tropicali, a differenza dei 3 casi autoctoni segnalati in provincia di Verona. A luglio l'ULSS-2 ha registrato anche 2 sindromi febbrili da dengue. Sul fronte del West Nile, dall'inizio dell'anno i casi sono stati 9, tutti negli ultimi 2 mesi, nessuna forma neurologica, solo cefalea, stanchezza e febbre, un dato più contenuto rispetto ai 16 casi del 2024 con 2 forme gravi e ai 18 del 2023 quando se n'era registrata appunto una, così quindi sul fronte della salute. Noi ritorniamo a Castelfranco Veneto per il cordoglio per la morte di Elisa Furlanetto, la mamma 48enne, è morta dopo aver combattuto contro un tumore che non le ha lasciato scampo. Da meno di un mese aveva sposato il presidente del Consiglio Comunale Gianluca Di Donè. Il 30 luglio, il fatidico sì, Elisa, assieme alla sua bellissima bimba, aveva coronato il sogno d'amore. Si era sposata con Gianluca Di Donè, presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco. Un giorno emozionante, ci racconta il sindaco Stefano Marcon, che li ha uniti in matrimonio. Bello, emozionante, anzi è difficile parlarne perché col senno di poi il ricordo va a quel 30 di luglio dove ho visto una coppia di innamorati. La loro vita insieme, i tanti sogni che Elisa non aveva mai abbandonato nemmeno quando dopo il parto le era stato diagnosticato un tumore. Lei aveva sempre combattuto con il sorriso anche quando tutto sembrava difficile. Dopo un complesso intervento chirurgico e affrontato la chemioterapia, negli ultimi tempi si era sottoposta anche ad una cura sperimentale. Purtroppo la malattia si era aggravata e non le ha lasciato scampo, strappandola troppo presto all'amore della famiglia. 48 anni, responsabile commerciale di una società di Milano, attiva nel commercio del rame, amava il lavoro, la famiglia e la sua bimba. Una donna forte e coraggiosa, ci dice con la voce incrinata dall'emozione il sindaco. È il momento per esprimere la vicinanza a Gianluca, a Isabella, a tutti i cari di Gianluca e di Elisa, perché la comunità è scossa da questa tragedia. Il Consiglio Comunale tutto si stringe attorno al marito e alla bimba in questo difficile momento. Elisa vivrà in quegli occhi curiosi della sua piccola che ha potuto abbracciare per troppo poco tempo. Un gesto estremo è stato sventato nel pomeriggio di oggi da 2 cacciatori nelle campagne attorno a Cavaso del Tomba. I 2 cacciatori si trovavano in zona per addestrare i cani quando hanno visto un uomo in un'auto che stava tentando di togliersi la vita con la canna del gas. La coppia ha così aperto le portiere e chiamato i soccorsi. Sul posto i carabinieri, automedica di Crespano con ambulanza di Valdobbiadene, entrambe di Pedemontana Emergenza, vigili del fuoco ed elicottero Falco 2 da Belluno. La tempestività dei 2 passanti ha evitato il peggio. Trattato dai sanitari, il 55enne è stato portato in pronto soccorso a Castelfranco Veneto per le cure del caso. Noi ritorniamo alla cronaca, c'è anche una pagina di politica subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per la pagina politica, le regionali sempre all'orizzonte con Giovanni Manildo che taglia il traguardo di un mese di campagna elettorale come candidato ufficiale del centrosinistra, rilanciando anche il tema dell'autonomia. E tutto questo mentre il centrodestra continua a vivere di tensioni con Forza Italia che rincara ulteriormente la dose. Noi, come diceva, abbiamo messo sul piatto un candidato che secondo noi è un candidato che ha tutte le caratteristiche per essere un grande governatore del Veneto, che è Flavio Tosi. Come dice Flavio, i numeri direbbero Fratelli d'Italia, ma se mi chiede cosa ne penso io sono convinto che si chiuderà su un candidato della Lega. Per il numero 1 degli azzurri della Marca, realisticamente parlando, la bilancia, nonostante i voti di Fratelli d'Italia, penderà alla fine per la Lega sul fronte candidato governatore del centrodestra. Magari proprio quel Massimo Bitonci che i bookmakers danno sempre più favorito su Alberto Stefani per il rush finale. Lo stesso Bitonci che avrebbe strigliato i militanti della Lega per reperire fondi per la campagna elettorale, richiamando all'ordine chi ancora non ha versato i contributi e minacciando eventuali esclusioni dalle liste. Per Chies l'ipotesi Lega nascerebbe da questioni molto precise. Guardando le regioni che vanno al voto non vedo per la Lega molte altre candidature a presidente in giro per l'Italia. Diciamo. Sì. E poi perché comunque non puoi pensare che dopo 15 anni di governo di un partito come la Lega in Veneto oggi tu possa pensare
cercare di togliere il loro candidato presidente senza che questo non crei dei malumori importanti. Insomma, realpolitik, dal risico delle regioni all'evitare scossoni che potrebbero far male. Anche se, per la stessa realpolitik, chi è sa che il centrodestra resterà unito e che le decisioni verranno prese dai leader, con buona pace dei leghisti veneti e dei loro refrain. La frecciata azzurra è chiara. Ogni partito ha il suo linguaggio, per cui prima parlava di linea del Piave, adesso la linea del Piave che si sposta di più da quando conosco la storia, perché prima c'era o terzo mandato o la linea del Piave finiva lì, poi o 2026 è la nostra linea del Piave, poi il candidato si decide in Veneto o è la linea del Piave, poi c'era la lista Zaia o è la linea del Piave, ogni volta la spostano e noi da sempre abbiamo detto che il candidato, il nome si deciderà a Roma. L'abbiamo detto da sempre che il terzo mandato non ci sarebbe stato. Anche Zaia fu deciso a Roma, sì, ricordiamoci. A Milano, ad Arcore. Lo decise Silvio Berlusconi, dopo che disse tra l'altro chi avesse preso un voto in più alle europee avrebbe avuto il candidato, noi prendemmo un voto in più, il candidato fu dato alla Lega. È vero. Ma lo decise Silvio Berlusconi e accettammo tutti. Parole chiare come chiaro in caso di vittoria sarà il futuro, ben diverso rispetto agli ultimi anni, e la seconda frecciata arriva automatica. Il dopo Zaia non sarà facile, perché Zaia ha governato praticamente con un monocolore in regione, bisogna dirselo, sono stati anni in cui non ha avuto discussioni interne, mentre il prossimo Consiglio regionale sarà un Consiglio regionale molto più vivace, ci sarà molto da fare in regione, ci sarà molta dialettica interna, cosa che non c'è stata nei mandati precedenti. La politica, la discussione interna sia sempre un valore aggiunto e forse siamo poco abituati a farla. Intanto sul fronte centro-sinistra c'è un Giovanni Maniddu che taglia il traguardo del primo mese di campagna elettorale come candidato governatore. Un mese, dice, di ascolto autentico, di confronto sincero, e tra i pilastri della coalizione, a sorpresa ma fino a un certo punto, c'è anche l'autonomia. Non il totem vuoto sbandierato come slogan, spiega Maniddu, ma una vera proposta concreta. È 20 anni che stiamo parlando di federalismo e di autonomia. Dal 2017 che è stato fatto questo referendum dove sono stati presi in giro i veneti, noi ci svegliamo un giorno, apriamo il giornale, vediamo che la Meloni ha fatto una conferenza stampa dove è stata data una larghissima autonomia a Roma Capitale. A Roma, quella che era Roma ladrona fino all'altro ieri, la Lega vota a favore di dargli autonomia domani mattina. È questo su cui bisogna anche rispondere ai cittadini. Ci sono i temi della politica e poi quelli dell'amministrazione. A Spresiano si investono 130.000 euro per parchi giochi più sicuri e moderni. A Spresiano i parchi giochi tornano a nuova vita. Il Comune di Spresiano in Consiglio Comunale ha stanziato ben 130.000 euro per la sistemazione e l'acquisto di nuovi giochi da installare nei parchi pubblici del Comune stesso. I lavori di manutenzione e implementazione delle vecchie aree si sono conclusi in circa 2 mesi. È stato sicuramente un investimento importante. L'amministrazione ci ha creduto nel rinnovo e nella sistemazione di tutti i parchi pubblici del nostro comune. Scivoli, altalene, giostre, casette e giochi a molla. Ora i bambini hanno a disposizione spazi rinnovati e sicuri. In totale sono 9 i parchi ristrutturati a giugno e luglio, dopo lo stanziamento dei fondi avvenuto nei mesi di aprile e maggio. Abbiamo stanziato 40.000 euro per la manutenzione dei giochi esistenti e 90.000 euro per l'acquisto di nuove strutture. Oggi riteniamo di avere dei parchi sicuramente a norma. E adesso la parte più attesa. I bambini possono tornare a divertirsi. Il Comune di Spresiano in Consiglio Comunale ha stanziato ben 130.000 euro per la sistemazione e l'acquisto di nuovi giochi da installare nei parchi pubblici del Comune stesso. Oggi tutti i nostri bambini possono venire nei parchi pubblici e giocare con giochi nuovi e giochi sistemati. E noi adesso andiamo a Belluno. A Belluno, per quello che sembra, anzi è un vero e proprio calvario, quello della strada statale di Alemagna nella zona del Cadore, con le chiusure che continuano a ripetersi, ma la sicurezza ne impone. Strada statale 51 di Alemagna, sempre osservata speciale, non appena il cielo si rabbuia. Anche l'ultimo temporale ha reso necessaria la chiusura notturna dell'arteria viaria.
ieri sera purtroppo con il forte acquazzone che c'è stato, un temporale veramente notevole, ha comportato l'attivazione dei pluviometri, degli accelerometri posizionati dalla provincia in collaborazione con ANAS, la protezione civile. Chiaramente ha comportato la chiusura fino alle 6 di questa mattina. Apertura e chiusura a singhiozzo sono e restano imprevedibili. L'allerta meteo in essere potrebbe rendere necessari provvedimenti analoghi anche nei prossimi giorni. Speriamo a questo punto che si mantenga così, insomma, che non ci sia la necessità ancora di doverla chiudere in base ai segnalatori che si sono posizionati lungo tutto il percorso, il canalone e anche a monte della colata detritica principale che è posizionata, che è ubicata appunto nell'alveo del Rio Venco. Chiusure notturne che hanno sorpreso sia turisti che lavoratori che per tornare a San Vito si sono visti costretti a fare un lungo giro passando per Passo Tre Croci e Auronzo. Tra questi sono stati immortalati i soliti furbetti che hanno coperto le targhe con stracci e sacchetti e sono passati comunque per il tratto di strada interdetto. Ci ha veramente molto sorpreso, insomma, vedere, perché poi le foto girano, no, sui social, si vede eccetera. Sottolineerei che a parte il comportamento che è illegale, perché insomma il codice della strada dovremmo conoscerlo tutti, suggerirei e sottolineerei che la priorità è la sicurezza, perché poi quando succede magari l'irreparabile, giusto appunto si piange, ma è meglio di no, insomma, è meglio rispettare quelle che sono le indicazioni, fermarsi al rosso e se bisogna aspettare o se bisogna fare un giro un po' più lungo tocca farlo, insomma. Statale di Alemania tra criticità, emergenze e sogni olimpici. Come sapete ci sono le varianti in corso di costruzione. Sempre con Fabio Fioravanzi e le immagini di Stefano Bozzi facciamo il punto. Variante di Valle di Cadore. L'ultimo spessore di roccia nella galleria fu abbattuto nel corso di una cerimonia in pompa magna e in contemporanea veniva abbattuto anche quello di Tai di Cadore. 2 delle 3 varianti programmate in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La terza, quella di San Vito di Cadore, è rimasta in sospeso a causa di inattese difficoltà strutturali. Che il tunnel sia pronto prima dell'evento olimpico sembra essere ormai davvero poco probabile. Il buco aperto a San Vito c'è, lo stiamo presidiando anche ieri con visite quasi giornaliere. La prospettiva è sicuramente aprire la parte nord, diciamo. Forse tutta la variante, vediamo insomma questi ultimi giorni, questi ultimi mesi, il tempo che ci sarà, anche questo potrebbe influenzare. Le gallerie erano state pensate per togliere il traffico di attraversamento dei comuni attraversati e in certi momenti letteralmente asfissiati, come nel caso della borgata Costa a Valle di Cadore. Con le frane di Croda Marcora nasce ora però l'esigenza di un'altra modifica della strada statale 51 di Alemagna, questa volta legata non al traffico ma alla sicurezza stessa degli automobilisti. Quello che noi auspichiamo e che vorremmo vedere sono delle opere definitive di messa in sicurezza di questo tratto di statale 51 che quest'estate è diventata, come dire, molto difficile da frequentare, con colate che si sono manifestate in più occasioni. Chiaramente che poi sia una galleria o sia un viadotto, i tecnici e chi di dovere decideranno. Sicuramente noi stiamo però auspicando e aspettando degli interventi risolutivi. Intanto da lunedì prossimo ANAS riprenderà i lavori di manutenzione programmata all'interno della Galleria Comelico. Nel dettaglio la galleria sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 22 alle 6 del giorno successivo, da lunedì al venerdì. Il traffico sarà deviato sull'itinerario alternativo con indicazioni sul posto. Dal 25 al 29 agosto e dal 1 al 3 settembre dalle 22.30 alle 5.30 saranno inoltre in corso lavorazioni all'interno della Galleria Laste adiacente alla Galleria Comelico.
che comporteranno l'interruzione totale del traffico, compresi i mezzi di soccorso che saranno deviati lungo il percorso alternativo Bus de Val. Sempre in tema di viabilità, adesso andiamo in Agordino. Oggi per diverse ore la circolazione lungo la provinciale del Passo Giau, in comune di Colle Santa Lucia, è stata regolata a senso unico alternato a causa di un auto articolato che trasportava legname e che è rimasto bloccato all'altezza di un tornante. Le ragioni dell'incidente che vedete in queste immagini sono da ricondurre con molta probabilità a una manovra errata del conducente. Sul posto sono arrivate le squadre di Veneto Strade, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione del traffico, che è tornato regolare poco dopo le 14. Voltiamo decisamente pagina, andiamo nel Feltrino. Il giro delle mura della città di Feltre entra nel vivo della sua 36esima edizione. Venerdì e sabato prossimi le gare. La presentazione di questo evento, che rappresenta un punto di riferimento per la corsa su strada a livello nazionale, valorizzando il patrimonio storico e culturale cittadino, è stata ospitata nella sala degli stemmi del municipio di Feltre. Non sono mancate alcune anticipazioni sui protagonisti della gara Elite Invito, che vedrà la partecipazione insieme ad alcuni giovani emergenti di atleti di spicco internazionale guidati dal campione europeo dei 10.000 Yeman Crippa, vincitore delle ultime 3 edizioni e portacolori delle Fiamme Oro. Finisce così il nostro telegiornale, non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla Marca trevigiana né dalla provincia di Belluno. Vi ricordo soltanto che sono ore di allerta arancione per diversi comuni, e questo fino alle 14 di domani. Subito dopo la sigla intanto c'è il meteo. Buona serata davvero.